Il docente universitario Francesco Pira ha pubblicato in collaborazione con Franco Angeli un nuovo saggio, La buona comunicazione, scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra nuova vita on life. La buona educomunicazione, e questo è il titolo del mio ultimo lavoro per i tipi di Franco Angeli con la prefazione del professor Cesare Rivoltella, un libro in cui cerco di esaminare oggi qual è il rapporto tra le due grandi istituzioni, le due grandi agenzie educative, la scuola e la famiglia, e le nuove tecnologie, passando da quello che abbiamo appreso con gli studi sulla media education è quello che stiamo cercando di capire sulla educomunicazione. Che cos'è la educomunicazione? Una prospettiva nuova di cittadinanza digitale, una possibilità di riuscire ad armonizzare i suoni per una educazione che possa in qualche modo essere la migliore possibile, utilizzando le nuove tecnologie come degli strumenti efficaci e non come qualcosa, visto che la cronaca ci restituisce tanti casi negativi, che può danneggiare la vita dei più piccoli. E in questi ultimi anni lo sviluppo di tecnologia ha certamente dato vita a degli strumenti e applicativi destinati soprattutto ai bambini e ai ragazzi, come i videogiochi, la telefonia mobile, i PC, che hanno modificato non soltanto il modo di comunicare, ma hanno trasformato le dimensioni del gioco, dell'apprendimento e della socializzazione. E da qui il percorso di ricerca che ha visto una indagine sul campo con la testimonianza di 15 dirigenti scolastici e docenti di tutta Italia per cercare di capire di più quale può essere la nuova strada.